Sesta corsa, miglio per cavalli di 5 e 6 anni. 10 al via, sono tutte femmine tranne Axis di Girifalco, numero 10. Lo schieramento 1 Annina, 2 Asia LL, 3 Afrodite Ors, 4 Alba Chiara Dipa, 5 Zumba Piz, 6 Assia Luis. Seconda linea 7 Atlantide, 8 Ennipan, 9 Zosca Etoile, 10 Axis di Girifalco. Annina di Axis di Girifalco, i due più attesi, macchina che accelera con la velocità iniziale di Assia Luis dall'esterno che cerca di partire svelta, ma all'interno rientrano molto bene sia Asia LL che Alba Chiara Dipa, che conquista il comando. A largo e veloce anche Zumba Piz, che va a sua volta al sediolo di Alba Chiara Dipa, che però una volta al comando ovviamente corre in testa. 14,8 i primi 200. Seconda posizione per Asia LL, resta al largo Zumba Piz, poi Assia Luis, e i 400 scorrono via in 29,5. Non indugia più di tanto Axis di Girifalco a portarsi sulla testa, va su Alba Chiara Dipa e l'impegna dopo 600 metri in 44,9, mentre c'è anche la puntata in terza corsia Numero da 3 parte di Afrodite Annina, che è Ors, riuscita, poi squalificato. riesce a scavalcare Assia Luis e a prendere direttamente la schiena di Axis di Girifalco. Al comando però è sempre Alba Chiara Dipa. 59,7 per i primi 800 metri di gara. La seconda posizione in corda per Asia LL. Al largo è sempre Axis di Girifalco con in schiena Annina. Chilometro completato in 1,14,8. Insiste ora Axis di Girifalco a 500 dalla conclusione. Prende vantaggio sulla battistrada Alba Chiara Dipa, che è in difficoltà a 400 dalla conclusione. Atlantide squalificato. E prende così un paio di lunghezze di margine Axis di Girifalco. Annina si lancia sulle sue tracce, poi ancora Assia Luis in corda, e chiuso invece Asia LL. Al largo progredisce anche Ennipan, retta d'arrivo con Axis di Girifalco in vantaggio. Annina che non si dà per vinta, prova ancora a centropista, ma Axis di Girifalco ha ancora buone energie in serbo per conservare la supremazia fin sul palo, mentre per il terzo sono molto vicine Assia Luis e Ennipan. 1,14,4, 32 a chiudere di forza, vince Axis di Girifalco, unico maschio in gara in questa 5-6 anni. Vediamo le fasi conclusive, si fa un percorso totalmente allo scoperto, liquida Alba Chiara Dipa ai 500 finali e poi se ne va per proprio conto. Annina è buona seconda. Al terzo vediamo le immagini del Raniti, ci permettono di individuare la terza moneta. Dovrebbe essere ancora lungo la corda per Assia Luis, che si difende da Ennipan.